Eccoci qua col capitano Pietro Agostini. Allora, intanto i miei complimenti, avete giocato bene, anche a te in particolare, è una bellissima doppietta. Se non lo sai ti porta anche in testa alla classifica interna dei marcatori di Breganze. Allora, un risultato sì, un po' amaro, non cambiava nulla per la classifica, diciamo che alla luce dello stesso risultato maturato all'andata, magari serviva più per creare convinzione in vista dei play-out. Che dici? Sì, sicuramente sappiamo, diciamo, della nostra situazione, però questo non sta influendo su come ci alleniamo e sull'obiettivo che abbiamo appunto fin da inizio anno. E noi, guarda, adesso a caldo secondo me abbiamo giocato anche una bella partita, abbiamo pagato un po' errori difensivi che però loro hanno fatto dei gran gol e niente, dai, sì, era importante per cercare di prendere un po' di punti anche in vista dei play-out, per cercare di fare un po' la voce grossa, esatto, un po' più grossa. Esatto, però ecco questo. Comunque dai, diciamo una partita che vi ha visto non è stata combattuta, un primo tempo chiuso praticamente chiuso sullo 0-0, siete entrati in campo sempre convinti, siete cresciuti da gennaio anche col cambio del mister, diciamo che è un altro Breganze, quindi si affrontano i play-out sicuramente con la testa e la convinzione di poter far bene, poi vada come vada, però non bisogna guardare i punti perché oggi con il Forte dei Marmi ne avevate 15 in meno e ve la siete giocata fino all'ultimo minuto. Sì, guarda, certamente noi non abbiamo mai guardato, diciamo, l'avversario, siamo sempre entrati e usciti a testa alta dal campo e niente, sono contento, sì, come hai detto te, rispetto a inizio anno abbiamo preso un po' più di fiducia tutti quanti e penso che, diciamo, stia servendo a tutti fare questa esperienza e niente, ecco, spero che sia stata, che sarà appunto una stagione che ci ha permesso di imparare molto per poi il futuro, ecco. E allora mi rimane che farti in bocca al lupo e ci vediamo qua a Breganze per i play-out. Sì, certo.